Bentornati all'appuntamento con il sindaco di Catania Trantino, che ringraziamo ancora. Abbiamo fatto un po' più tardi del solito perché Catania è sotto il temporale, malgrado questo il sindaco è con noi. Allora, sembrasse che abbia fatto chissà no, valintizia, come si dice a abbiamo Catania. detto scherzando un po', però poi le cose sono serie quando la precipitazione è veramente forte. Avevo scherzato, cioè il sindaco si bagnerà col motorino oggi, altro che... Va bene, allora parliamo di cose serie invece adesso. Arrivano le zone rosse, 5, 6, quali sono sindaco? Perché noi abbiamo segnato Stazione Centrale, Piazza Papa Giovanni XXIII, Piazza Borsellino vicino al porto, Piazza Duomo, ovviamente, Università, Piazza Università, Piazza Teatro Massimo vicino al Teatro Massimo Bellini, Stesicolo, Piazza Stesicolo, e anche Villa Bellini è inserita come zona rossa? Ora non ricordo, perché questa è una decisione del prefetto, decisione del prefetto ovviamente condivisa con tutti quanti noi, però è sulla base di un decreto deciso dal Viminale, quindi sono state determinate queste aree in cui estendere i controlli ed allontanare le persone che presentano determinate condizioni, chiamiamole di non gradimento, o per la presenza di precedenti penali o perché è all'atto di disturbare. Nel momento in cui riuscissimo a garantire tutti i controlli potrebbe essere anche uno strumento di dissuasione, per esempio per i tanti posteggiatori abusivi che molestano coloro i quali cercano un'area di sosta, e quindi dovrebbe darci la possibilità di essere un poco più incisivi nel controllo. Io mi metto nel mezzo, sebbene poi la polizia locale abbia una limitata attività d'azione, però siccome siamo assolutamente all'unisono è giusto anche che parli a plurale. Va bene, ma quando entrano in azione che cosa concretamente comporta? Sono già in azione. Sono già in atto. La possibilità di allontanare dall'area chi dovesse essere non gradito per le ragioni che ho detto. Questa è Sì. e questo è accolto con molta soddisfazione, come dire, Ma sicuramente positività da parte di... Sicuramente sì, ora poi dobbiamo comprendere nell'esercizio pratico dell'attività quello che riusciremo a fare. E durata di questa zona? Non c'è ancora un termine, per cui è fino a quando non ci sarà una diversa determinazione. D'accordo. Abbiamo visto e abbiamo mandato in onda al telegiornale gli 80 nuovi vigili che sono arrivati a Catania, e ne arriveranno altri 100. Ne arriveranno altri 100 appena poi si completerà la squadra. A quel punto ci sarà una conferenza stampa con cui diremo ai nostri cittadini: da questo momento non ci sarà più tolleranza, nel senso che saremo molto molto rigidi nella pretesa del rispetto delle regole. Non potremo essere totalizzanti nella reazione, perché comunque stiamo parlando pur sempre di 200 vigili rispetto a un fabbisogno di 800, ma intanto sono forze nuove, estremamente grintose, desiderose di fare la loro parte. Però poi i cittadini devono anche capire che quando si tratta di sanzionare si tratta solamente di andare a reprimere violazioni alle regole del codice della strada che possono generare dei guasti. Questo lo dico perché l'altra volta aveva scritto una signora lamentandosi in modo abbastanza virulento, abbastanza violento, per il fatto che le siano giunte 2 contravvenzioni per l'autovelox sulla circonvallazione, andava a 70 in una superstrada, lei si deve vergognare. Io non mi vergogno affatto, sono orgoglioso che le siano giunte 2 contravvenzioni con l'autovelox, non è un problema mio, sai che ci sono dei limiti, sono assolutamente segnalati, quindi se la gente non rispetta le regole non deve poi permettersi di risentirsi. Le lamentele che abbiamo sentito soprattutto, sindaco, riguardano le soste più che gli autovelox. Ecco, la sosta diventa un impedimento al regolare flusso di traffico per quella solita litania del sindaco, ma è un minuto. Ecco. Il minuto a Catania dura 24 ore, perché poi si sposta quello e ne arriva un altro di un minuto, si sposta quello e ne arriva un altro di un minuto, il tutto anche in zone. Noi abbiamo fatto realizzare un'area per interdire il parcheggio in Piazza Europa davanti a un noto bar e la gente parcheggia lateralmente. Mi dà un fastidio, direttore, perché non solo c'è un parcheggio a pagamento, ma ci sono anche stalli blu sempre liberi sul lungomare, per cui basterebbe fare 10 passi a piedi, il piacere di prendersi caffè, tornare in macchina guardando il mare, respirando aria pulita, ma siamo veramente tinti, chi so, però cambieremo. Cambieremo, non c'è dubbio. Ecco qua i nuovi vigili che intanto
sono lì al Palazzo Municipale. Noi rientriamo in diretta col sindaco e se la Regione è d'accordo potremmo cominciare, abbiamo qualche minuto sicuramente, con i vostri messaggi. Ricordo 342 74 55 005. Buongiorno, a proposito di strade disestrate, chi controlla la qualità e la quantità del manto stradale e con i fondi del PNRR quando pensate di completare le strade di Librino? Alcune ancora con una sola corsia. Stefano Rinaldi, si firma così il nostro ascoltatore. Non c'è in programmazione alcun intervento sulle strade di Librino. C'era, ricordo perché ero assessore ai lavori pubblici, la possibilità di realizzare, di completare il viale Biagio Pecorino, perché effettivamente è solo da un lato, laddove è viale Carlo Azeglio Ciampi, e per unire sostanzialmente la strada del San Marco a Montepo. Per il resto, lasciando stare il discorso del PNRR perché non c'entra niente, ci sono alcuni interventi di riqualificazione, ma sul tema delle strade, come ho sempre detto, siamo tanti indietro. È vero anche che però noi abbiamo chiesto alla Regione Siciliana di destinare 15 milioni che ci sono stati attribuiti con il Fondo Sviluppo e Coesione solo alla riqualificazione della rete stradale. Quando parliamo di 15 milioni la gente dice allora si rifarà tutta Catania, purtroppo non è così. No, attraverso un conteggio dovrebbero venire una quarantina di chilometri, spero di più, però 40 chilometri intanto andiamo a prendere strade che non sono fatte da tanto. Poi potremmo fare i furbi, limitarci a fare l'asfalto senza andare a scarificare e ne potremmo realizzare molti di più, ma sarei un pessimo amministratore perché darei semplicemente un contentino rispetto a un'esigenza di riqualificazione più integrale che prevede lavori più a fondo. Molto saggio, 40 chilometri, mi stava venendo la battuta di dire potreste fare i furbi e mettere l'asfalto magari sopra i tombini alla Agrigentina, vabbè, ma no, non la faccio questa battuta, va bene. Allora, ancora vostri messaggi. A Messina con la lotta all'evasione hanno ridotto la Tari del 30%. A Catania perché non si può fare? Questo è interessante. No, allora, un minuto, vorrei che è chiarissimo che la riduzione della Tari è non solo uno dei nostri obiettivi, ma sta diventando anche una delle nostre angosce, perché se riuscissimo ad avere una città interamente pulita, io penso che i catanesi sarebbero anche disponibili a pagare la Tari che pagano. Il problema è che molti dicono non solo paghiamo questa Tari, la città poi viene sporcata, non è sporca, viene sporcata e in più noi dovremmo pagare anche per quelli che non pagano, quindi comprendo perfettamente lo sfogo del cittadino. Io quello che posso dire è che noi stiamo intensificando ogni genere di iniziativa per provare non solo a ridurre la quota di evasione, ma poi anche a ridurre l'importo della Tari. Purtroppo noi siamo penalizzati da un contratto che ci siamo trovati, che non ci consente di limitare i costi del servizio che ci permetterebbero già un abbassamento della Tari, però contiamo anche sul fatto che una maggior riscossione possa aiutarci a incamerare di più e quindi a ridurre la Tari. Per far questo io costantemente sono in contatto attraverso gli uffici di ragioneria con Municipia che cura la riscossione e ho detto se voi a Roma e a Napoli siete arrivati a certi obiettivi dovete arrivare anche a Catania. Poi però l'altro ieri leggo che a Roma sono state messe una serie di cartelle pazze che stanno mandando il tilt del sistema, quindi è tutta una questione di pesi e contrappesi, però quello che posso dire al nostro concittadino è che è una vicenda che veramente sentiamo come un nostro dovere morale per avviare una soluzione. È molto bello che lo dica, la domanda che le faccio è fin quando dura questo contratto? No, il contratto dura ancora altri 4 anni. 4 anni? Sì, il contratto dura ancora altri 4 anni, quindi comunque quei costi non li possiamo ridurre, però c'è poi il tema della differenziata, del rifiuto differenziato, del costo di conferimento in discarica, tutta una serie di questioni accessorie che noi stiamo cercando di rivedere. Se già riuscissimo noi ad abbassare il costo di conferimento in discarica, perché conferire alla Sicula Trasporti significa pagare 320 euro a tonnellata, più di 100 euro a tonnellata di quanto paghi il più caro dei comuni. Quindi paghiamo una cifra esagerata. Noi purtroppo dobbiamo passare dalla Regione Siciliana, la Regione Siciliana ci ha promesso un intervento collaborativo, attendiamo che esso venga compiuto. Ci faccia sapere, Sindaco, quando arriva questo intervento collaborativo. Buongiorno signor Sindaco, non si può vietare con un'ordinanza il volantinaggio quotidiano e aggressivo
dei supermercati sono la prima causa di spazzatura e degrado delle strade. Un po' ha ragione questo scottatore. Assolutamente ha ragione. Anch'io le vedo sempre. Assolutamente, assolutamente. La questione poi è sulla capacità di esercitare i controlli, però io devo confessare, non me ne vorrà questo teleascoltatore, che è una cosa che da un po' di giorni, forse anche da un po' di decine di giorni mi frulla in testa, non ho avuto il tempo di chiedere che cosa possiamo fare, quindi è stata una mia mancanza. Ma ci sono altre priorità, va No, bene. non è che ci sono altre priorità. Direttore, io non parlo mai delle cose che faccio, ma se la gente per un giorno solo stesse accanto a noi, capirebbe che quello che non facciamo è più che giustificato, perché produciamo tanti di quell'attività che non riusciamo a stare appresso a tutti, però questa è una delle prime cose che devo fare, capire se lo possiamo vietare. No, anche questa è una bella notizia, fa parte dell'apparire di una città. Allora, signor Sindaco, buongiorno, da 3 settimane Montepo è senza luce, potrebbe impegnarsi per fare ripristinare il servizio? Grazie. Montepo da 3 settimane senza luce, non lo sapevamo neanche noi, per la verità. No, io invece purtroppo lo so perché me l'hanno segnalato, e infatti ieri ho fatto la voce un pochettino più grossa con i tecnici, ho detto solleciti perché quei residenti si sentono trattati come cittadini di serie B, e il referente dell'Enel che deve ripristinare il servizio mi ha garantito che avrebbe sentito nuovamente i responsabili in quanto hanno un problema paritetico ennesima per il quale c'è un guasto alla cabina Enel che devono riparare. Quindi prima fanno unesima e poi no, tutte e due, le fanno contestualmente. C'è una cabina Enel che sta impedendo, guasta, che sta impedendo di dare luce a Nesima e a Montepo, però non è ammissibile. Ci hanno promesso, infatti poi oggi ho chiamato ma non ho potuto parlare ancora con uno dei direttori commerciali del servizio, perché ci hanno sempre detto abbiamo 370 milioni di euro, qualche volta dicono 450 milioni di euro di interventi sulla rete, però se poi queste cabine per 3 settimane non consentono di erogare l'energia elettrica diventa un problema. Scusi Sindaco, prima smanettava sul telefono, stava rimproverando questi qua? No, stavo leggendo il messaggio che mi hanno mandato stamattina alle 5:30. Questi qui? Di Enel, quelli di Enel. Allora, andiamo avanti con noi. Buongiorno, Avvocato Trentino. Ci sono riscontri riguardo la sosta selvaggia di via Carmelitani. Non abbiamo mandato... Noi abbiamo mandato... Mi scusi, abbiamo mandato anche PEC, ma non abbiamo ricevuto riscontro. Qui è diventato insostenibile, grazie anticipatamente per la risposta. Allora, noi chiaramente non possiamo fare un servizio quotidiano, ma... perché non è la prima volta, non so se è sempre lo stesso cittadino che mi scrive, però a questo punto mi impegno a far fare intanto un passaggio fra domani e dopodomani. Chiederò al corpo di polizia locale di fare un passaggio repressivo nella giornata di domani o di dopodomani. A proposito, gli 80 nuovi vigili, quando entrano nelle strade? Credo già dalla prossima settimana. La prossima settimana? Sì. E la cosa buona è che finalmente disponiamo anche di motociclisti. Ah, per Bacco. Quindi perché finora non c'erano? Abbiamo le moto, ma sono state ferme per tutti questi... le moto c'erano. Le moto le abbiamo. Non avevano l'addestramento o il brevetto, non so quello che occorre. Molto importante. Bene, Sindaco, c'è una BRT rovinata via Passo Gravina, tutta rovinata, ma di che stiamo parlando? Di che stiamo parlando vuol dire arrabbiato. Va? Lo capisco, però... Ma di che sto parlando? Non ho capito dove esattamente, però adesso parlerò. Potete rimandare? No, ok, l'ho visto, l'ho letto perfettamente. Gravina... Ma non è specificato. Vabbè, ma sicuramente la MTS lo sa, adesso sollecito perché l'MTS che provvede alla riparazione presumo si riferisca ai cordoli. Credo si riferisca ai cordoli, quindi chiederò di fare un'ulteriore verifica per... Bene, il Sindaco ha preso nota, questo è importante. Adesso vediamo ancora un altro messaggio. Buongiorno signor Sindaco, quando partiranno i lavori per il restyling di Corso Sicilia? Stanno finalizzando, stanno finalizzando il progetto esecutivo, io credo che saranno in condizioni di partire fra un paio di mesi. Fra un paio di mesi? Sì. Tanto vede? Piazza della Repubblica quanto Corso Sicilia. Caspita, Piazza Repubblica, Corso Sicilia fra un paio di mesi. Beh, queste sono veramente buone notizie. Buongiorno signor Sindaco, vorrei sapere cortesemente come mai dopo 50 anni la via Gaetano Di Giovanni a Montepo, ecco a Rieccolo, è ancora lasciata come una discarica. Spero che questa segnalazione porti a una tempestiva risoluzione, grazie. Alcuni cittadini di Montepo mi hanno visto particolarmente imbufalito qualche giorno addietro mentre contestavo a un nostro concittadino, comunque a un cittadino, non so se fosse catanese. Che stava facendo? Stava alimentando la discarica buttando di tutto. Poi
alcuni disegnano la sassi perdere chi succano ragiona a testa, quindi noi proviamo a fare di tutto, ma quante discariche vengono bonificate per essere rialimentate il giorno dopo? E allora se si tratta di una colpa nostra, avete il dovere, oltre che il diritto, di segnalarlo, ma quando si tratta di discariche che vengono invece poi bonificate e il giorno dopo rialimentate da cittadini, non pensate che telecamere o altro... Abbiamo parlato di via Calliope l'altra volta? Come no? Abbiamo pulito via Calliope, le faccio vedere i 15 video che mi hanno mandato ieri Di nuovo da capo? di bestie che di nuovo buttano i rifiuti su via Calliope. Noi abbiamo i video, mandiamo le contravvenzioni, fino a quando non mi verrà consentito di disporre il fermo amministrativo delle auto, purtroppo non riusciremo a essere incisivi sul tema. Ragazzi, attenti perché arriva il fermo amministrativo delle macchine. spero. L'ultima domanda, credo, se la regia mi dice che è così, saranno previsti rimborsi o conguagli per il disservizio del gas? Questo si riferisce chiaramente alla Certo. zona rossa. Allora, naturalmente mi sembra di aver capito che non ci sarà alcun addebito per il gas non erogato in questo periodo. Non mi diceva il presidente di Catania Rete Gas che stanno verificando se eventuali risarcimenti saranno devoluti attraverso l'assicurazione dell'azienda o attraverso l'ARERA o attraverso altri enti, però questo è un tema su cui rimango molto cauto perché preferirei si esprimesse l'azienda Catania Rete Gas. Giusto. Importante, e anche noi seguiremo questo perché insomma, occorre tenerlo presente. Questa è l'ultima. Ho sentito del volantinaggio, sono allibita, non è un mio problema, ma si fa sempre la guerra ai poveri. Centinaia di ragazzi anziani vivono di questi volantini dei supermercati. L'intimità soprattutto dei condomini è quello che rispondo a quel signore. No, allora... Sono due problemi diversi. Sì, io però noi non possiamo pensare di alimentare un mercato che è quello di questi ragazzi che vivono di questo, del volantinaggio, nel momento in cui il volantinaggio crea problemi di pulizia. Però desidero anche dire, quando parliamo di ragazzi, stamattina ho ricevuto il comandante della nave Grecale e mi ha detto una cosa che mi ha stupito. C'è stata una selezione per 1600 marinai, hanno risposto in 1200. La verità è che molti ragazzi che credono non ci siano opportunità di lavoro forse neanche sanno che ci sono certe opportunità. Certamente. In questo momento i posti di lavoro si trovano a cercarli, quindi non è che può essere un ammortizzatore sociale il compimento di attività di volantinaggio quando poi questi ragazzi sono sempre puliti, li vedo anche io, però nel momento in cui disseminano volantini nelle cassette della posta e poi queste cassette della posta vengono aperte e cadono a terra oppure gli stessi destinatari li buttano dappertutto, è vero che la colpa è di chi li butta, ma è anche vero però che diventa un fenomeno di degrado che mi risulta in altre parti essere inibito. Tra l'altro va detto che siamo anche noi cittadini che una volta preso il volantino lo lasciamo magari cadere. Tutto dipende da noi. Dipende da noi, quindi cara signora, lei ha ragione, ma non è che volevamo dire che, non che togliere il lavoro ai assolutamente. Grazie Sindaco per essere stato con noi anche in questa giornata un po' turbolenta per il tempo di Catania. Mercoledì prossimo potrà esserci? Mercoledì prossimo però che giorno è un minuto? Forse... Vuoi la data? Sì, perché non so se c'è Sant'Agata. Sant'Agata. Quindi diventa un po' difficile. Saltiamola alla settimana successiva. Grazie comunque per essere stato con noi. Grazie a voi, buonasera e buon Sant'Agata a tutti i catanesi. Grazie. La programmazione continua naturalmente su questa rete. Grazie ancora. Che sotto i nostri occhi, camuffata di normalità e di ineluttabilità, sta contagiando i nostri giovani, cioè i nostri figli e nipoti. A Ballarò come al CEP, a Bagheria come a Termini Imerese. Questa tremenda peste entra nelle nostre case, nelle nostre scuole, nei luoghi di ritrovo dei giovani, nei luoghi del divertimento e dello sport. Ci invade sotto i nostri occhi, si diffonde come cosa ordinaria il consumo del crack e di altre droghe come il fentanyl, aggiunto all'eroina.
Non fatevi illudere dai falsi venditori di felicità. Vi fanno cominciare con alcol e canne per farvi diventare consumatori dipendenti. La droga vi schiavizza, non vi rende liberi. La droga vi distrugge sentimenti e corpo. Eccoci, lo sentite forte e chiaro, l'arcivescovo di Palermo Lorefice nell'ultimo festino di Santa Rosalia il 15 di luglio si scagliava contro chi commercializza, chi rende schiavi tantissimi giovani sempre più coinvolti e soprattutto dipendenti dall'uso del crack e di altre droghe che veramente fanno alzare l'emergenza non solo a Palermo, in tutta la Sicilia, ma il focus nostro oggi è rivolto a Palermo e a Catania pure, perché la situazione è diventata veramente emergenziale. Questo pomeriggio con noi c'è Francesco Zavatteri. Buon pomeriggio. Lei ha fondato la Casa di Giulio. La Casa di Giulio che cosa vuole essere? Vuole essere un centro di accoglienza ma soprattutto di sostegno. Ora ce lo racconterà meglio lei. Lei che è un padre, un genitore che ha vissuto la tragedia della perdita di un figlio per appunto overdose e quindi sa, chi più di lei sa qual è il percorso doloroso che coinvolge non solo i giovani ma anche le famiglie. Vorrei partire da quello che diceva l'arcivescovo Lorefice: non diventate schiavi, perché si tratta veramente di una vera e propria schiavitù che magari tecnicamente si può definire dipendenza, ma in realtà questa schiavitù. Questa esperienza la Casa di Giulio invece vuole dare libertà, vuole offrire un aggancio, una speranza. Qualcuno dei suoi operatori l'ha definita così: a chi entra e poi esce fuori e affronta insomma una realtà che sicuramente non è semplice. Allora Zavatteri, si comincia da questa esperienza, ci parli magari brevemente di come sta andando e soprattutto che tipo di utenza, perché sono più i ragazzi, meno le ragazze, però sappiamo che le ragazze spesso devono vendere il loro corpo. Lo diceva anche nella lunga introduzione che aveva fatto alla festa di Santa Rosalia l'arcivescovo: devono vendere spesso il loro corpo e subire violenze inaudite. Certo, guardi, io soltanto ieri ho avuto un report da parte del Dipartimento Dipendenze Patologiche che segnala non solo un aumento del 20% dal dopo Covid ad oggi dei consumatori, ma anche un abbassamento dell'età dei ragazzi che si è abbassata intorno ai 10 anni. Quindi questo fenomeno è estremamente preoccupante perché interessa dei giovani ragazzi, delle giovani vite che saranno poi tra l'altro le prime a fare la malattia psichiatrica, perché non dimentichiamo che il crack devasta il sistema nervoso centrale fino a portare alla schizofrenia. Noi insomma lavoriamo molto alacremente, perché abbiamo pure dal 15 settembre inaugurato un'unità mobile di strada dove mio figlio, in particolare Vincenzo, va con delle giovani psicologhe a cercare di creare un dialogo, un legame con questi ragazzi e ovviamente anche a farli mangiare, a medicare se hanno delle piccole ferite. Recentemente hanno organizzato una raccolta di coperte e di giubbotti, perché non dimentichiamo che molti di loro, ce ne sono almeno 100 che a Ballarò vivono buttati per la strada ai ricoveri di fortuna, spesso anche in mezzo alla spazzatura, senza neanche farci caso. Quindi lei racconta una realtà veramente difficilissima e anche inquietante per certi aspetti e dolorosa, però c'è anche ultimamente, ora manderemo anche un servizio nel quale, proprio girato a Palermo, a Ballarò, nel quale anche si evince che c'è un tessuto dietro, no? Anche sociale, di degrado, ci sono persino
delle mamme che non mandano i figli a scuola perché invece per farli diventare dei giovani pusher. Noi nei nostri telegiornali quotidianamente raccontiamo veramente di come sempre più sono i giovanissimi coinvolti nello spaccio e ovviamente anche nell'assunzione delle sostanze stupefacenti. La cosa terribile è che i genitori in qualche modo possono diventare i carnefici dei loro figli poi di fatto. Mandiamo mandiamo questo servizio e poi magari lo commentiamo insieme anche con lei. Il servizio è Mamme che non mandano a scuola i figli, di Marco Gullà. Da quando il crack è entrato nelle loro famiglie è entrato l'inferno. Non dormono più la notte, sono sempre inquiete. Lui è Nino Rocca, da anni lotta contro l'emergenza crack a Palermo, tra i primi a rendersi conto che questa droga uccide, ti rende uno zombie. Ogni giorno prova a salvare tanti giovani, ma adesso deve anche fronteggiare alcune mamme. È un fenomeno nuovo, dovuto al fatto che il crack non è una sostanza naturale, ma è una sostanza seminaturale, nel senso semi-artificiale, nel senso che viene prodotta a casa e viene prodotta spesso dalle mamme nelle famiglie vicino agli ambiti mafiosi, e le mamme poi la fanno spacciare ai loro figli che non vanno più a scuola perché preferiscono la scuola dello spaccio alla scuola delle istituzioni. Ha ormai rotto ogni frontiera, 10-15 euro per una dose, il prezzo agevola il consumo anche tra i più giovanissimi. Questi ragazzini a 12 anni, 13 anni diventano non solo spacciatori ma diventano anche assuntori. Questi sono coloro che fra qualche anno diventeranno i nuovi mafiosi che hanno fatto la scuola dello spaccio, hanno conosciuto come si controlla, come ci si inserisce in questo ambito dello spaccio alla droga e che poi sarà difficile ricondurli. Zavatteri, come si riconduce una vita sana, soprattutto quando l'arcivescovo Lorefice diceva la nuova peste che si sta diffondendo sempre di più purtroppo? Guardi, il percorso di recupero è difficilissimo e con esiti assolutamente incerti a volte, soprattutto quando si è avanti nella dipendenza. Purtroppo per il crack non esistono né terapie farmacologiche approvate dalla comunità scientifica e neanche dei farmaci antagonisti per eventuale overdose. Poi c'è un altro problema, e questo lo dico con le competenze da farmacista, che chi fa uso di crack poi diventa un poliassuntor, quindi utilizza l'eroina spesso o benzodiazepine a dosaggi da elefante per calmarsi dagli effetti collaterali del crack, sono un'agitazione cardiaca e respiratoria importante. Noi stiamo lavorando col Dipartimento di Neuroscienze dell'Università di Palermo, abbiamo firmato una convenzione per fare assegnare 2 borse di studio per trovare dei percorsi terapeutici sia farmacologici che da un punto di vista psicoanalitico per poter curare i ragazzi che si avventurano in questa strada spesso senza ritorno. Strada senza ritorno, do il benvenuto a Pino Fusari che è responsabile della comunità terapeutica Sentiero Speranza. Salve Pino. Buon pomeriggio anche a lei. Insomma, un percorso lungo e difficile. Lei in questi anni di esperienza come ha visto cambiare? Soprattutto stiamo cercando di capire anche come si può uscire, no? da questa strada intrapresa con tanta difficoltà, con facilità, ma tanta difficoltà invece per venirne fuori. Ma diciamo che l'invasione di crack ha cambiato un po' le regole del gioco, le regole dell'accoglienza nelle comunità, le ha cambiate anche nei servizi pubblici, e quello che
in qualche maniera stiamo un po' pagando, siamo indietro un po' sulla risposta. In comunità ha significato una rivoluzione, perché abbiamo persone anche giovani o anche più grandi che fanno l'esperienza del crack e che hanno una relazione, un rapporto con la sostanza diverso, c'è molta più compulsività, c'è molta più costanza nell'uso e i rapporti familiari sono ancora più deteriorati, sono attaccati un po' da questo uso della sostanza. Quindi abbiamo persone che sono molto più sole spesso e che hanno prodotto negli ultimi tempi dei danni anche importanti alle proprie famiglie, ai propri figli. Una delle emergenze che un po' è sottaciuta e che insomma si può osservare, per esempio non so, ultimamente ho visto anche il procuratore del Tribunale dei Minori di Palermo, anche qui insomma su Catania ci sono dei dati allarmanti che riguardano tutto quello che è il comparto dell'uso, della preparazione. Molti blitz hanno trovato signore con bambini, in molte procedure ci sono signore, mamme e figli che spesso vengono, accompagnano un po' i genitori in questo circuito che è sia della preparazione sia della vendita che poi dell'uso, e comunque ne subiscono tanti danni. Quindi è cambiato un po' tutto il comparto e dovrebbe cambiare anche il nostro modo di reagire un po' a questa situazione. In comunità abbiamo grande bisogno, per esempio, di dare subito delle risposte. Non c'è, come diceva Zavattelli, non ci sono farmaci agonisti o antagonisti, per cui lavoriamo molto sul contenimento, quindi lavoriamo molto sulla facilità per noi, struttura privata convenzionata accreditata, sul rapporto che possiamo avere con il CERT che ci invia, quindi è fondamentale che il CERT, che conosce quella persona, ci accompagni soprattutto nelle prime fasi. Si riesce a fare molto anche in comunità, anche se questo tipo di approccio l'approccio verso droghe di questo genere avrebbe bisogno invece di pratiche di riduzione del danno, che purtroppo non hanno ancora preso piede qui da noi in Sicilia. Ecco perché la legge approvata, la legge che parte da Palermo, dal movimento di Palermo, da Francesco in particolare, che ha avuto un grande ruolo, a questo proposito, le volevo chiedere proprio questo. Questo è proprio il ritorno all'arcivescovo Lorefice. Abbiamo aperto con lui e continuiamo perché ci dà sempre spunti per poter anche riflettere con più attenzione, diciamo, a questo problema. Ultimamente l'arcivescovo ha detto che questa legge approvata a settembre però manca di decreti attuativi, cioè si plaudeva a questo, anche se con qualche ritardo rispetto a quanto era stata presentata. Una legge che, ricordiamolo, parte dal basso, diceva appunto l'arcivescovo, cioè nel senso che sono le associazioni e tutto. Ma questa legge a che cosa è finalizzata? A che cosa dovrebbe servire nel concreto? Sì, allora questa legge dovrebbe servire intanto il movimento stesso, quello che la legge in qualche maniera condensa, realizza, è qualcosa di stupendo veramente. È una di quelle poche leggi che nasce dal basso e che posso dire veramente, guardate che anche le altre regioni ce la invidiano, almeno in parte, sicuramente, è un dato certo, non è tanto il solito vantarsi, anche perché io nella legge ci ho messo anche poco, perché partendo dal basso pone delle condizioni e delle situazioni importanti che sono state viste, riviste, sentite, passate sulla pelle di ognuno, e quello a cui tende, per esempio, una più chiara, netta integrazione fra i servizi attuali, per esempio i CERT e le comunità, e invece le politiche di riduzione del danno, ossia dare la possibilità a chi usa di avere vicino nel loro uso, nelle piazze, nelle strade, qualcuno che si occupi di loro, qualcuno che gli permetta di realizzare il momento di riflessione per poter decidere se, come e quando smettere, e comunque non essere lasciato solo. Questi sono fatti importanti, perché molte persone, e ve lo posso dire con il cuore in mano per certi aspetti, molte persone di quelle che non ci sono più, che hanno perso la vita in tutta una serie di conseguenze dirette o indirette, è successo anche perché non avevano
altre alternative, perché a volte proporre a una persona di andare al CERT o poi di andare in comunità e soltanto questo non basta, non basta più, lo sappiamo tutti, lo sanno tutti in Italia, in Europa, nel nord Europa, in altri paesi, lo sanno, non basta più. Quindi le politiche di riduzione del danno che finalmente diventano, entrano anche nei LEA, quindi nei livelli essenziali di assistenza, sono una delle pratiche che va associata a quello che c'è. Per fare questo non è detto che debbano essere i soliti attori, cioè né noi delle comunità né per forza il servizio pubblico, ma ci vuole, come la legge prevede, ci vogliono nuovi soggetti che stanno nascendo. Per esempio su Catania ci sono dei gruppi che stanno lavorando, ci sono delle associazioni che già stanno lavorando all'interno dell'Arcia, all'interno di Live, cioè ci sono delle situazioni che stanno maturando. Vi ricordo che Catania purtroppo aveva fino ai primi anni 90 un nucleo di persone di progettualità che lavorava su queste cose. Purtroppo i finanziamenti sono finiti, sono stati dedicati ad altro e noi abbiamo perso quel know-how, cioè quella conoscenza. Quindi la legge mira a ripristinare, a riprendere questo aspetto qui ed è fondamentale. Ecco perché è bene che si faccia presto. Sappiamo già che l'assessorato ha cercato di sensibilizzare le varie ASP perché si muovono, le ASP si stanno muovendo, certo. Prima si fa e meglio è, anche perché devono maturare anche delle nuove competenze, probabilmente ci sarà bisogno anche di formazione di chi questa formazione, di chi queste attività già le fa in altre regioni. Penso a tutte le associazioni che in campo nazionale si muovono. Vi faccio un esempio, un piccolo esempio. Sì, faccio l'esempio così poi... Se posso. Sì, prego. Sì, se noi sappiamo per esempio che anche in Italia è arrivato il fentanyl, quello di cui tanto si parla in certi momenti, è anche perché c'era un servizio di drug checking che ha permesso di scoprire che dentro una dose che doveva essere di un oppiaceo generico c'era anche il fentanyl. Quindi stare nella strada, accompagnare le persone, cercare di capire che cosa succede serve. Cercare di capire che cosa le persone usano serve, informa. Certo, assolutamente. Zavatteri, le chiedo invece di dirci un po', tutto sommato, quello che è contenuto in questa legge anti-crack, come l'hanno chiamata all'Ars. Di fatto poi voi lo mettete in atto con la Casa di Giulio, cioè con quello che fate quotidianamente, e soprattutto non parliamo solo di crack, c'è anche altro. Sì, perché la legge tratta anche qualsiasi tipo di dipendenza. Questa legge, questo DDL che si chiama dalla dipendenza all'interdipendenza, è fondamentale perché si occuperà non solo di fare informazione a tappeto in tutte le scuole, a partire dalle scuole medie, all'università, sarà importantissimo per informare i ragazzi dei rischi che corrono, perché molti ragazzi non sono consapevoli, perché il crack viene veicolato dai spacciatori di cannabis direttamente ai ragazzi a un costo bassissimo, ricordiamolo, intorno ai 5 euro, e quindi certo, i ragazzi che già fumano la marijuana come se fossero sigarette, il passo è brevissimo, certo. Perché lo spacciatore dice: guarda, ti faccio provare questa che ti fa sballare, ti fa stare molto meglio della marijuana, e lì vengono presi proprio come un pesce all'acqua. Assolutamente. Immediatamente una dipendenza fortissima. E poi l'apertura dei servizi a bassa, media e alta soglia, e soprattutto quelli per minorenni che in Sicilia non esistono, oltre a quelli a doppia diagnosi. Noi ci fermiamo una brevissima pausa, poi ritorniamo in studio. Dunque stiamo parlando di dipendenze da crack, ma da tutte le droghe. C'è stato un nostro telespettatore che si rivolge proprio a lei, dottor Zavatteri, dice, a parte appunto di esserle vicino per insomma tutta la sua vicenda, però dice anche che la lotta contro la tossicodipendenza è diventata una vera piaga sociale. Solo chi ci sta passando in questo inferno capisce di cosa stiamo parlando. E dunque le famiglie, ovviamente in prima persona i ragazzi, i giovani, penso che anche le famiglie
siano direttamente coinvolte e lei da genitore Certo. ovviamente in prima persona, no, ha vissuto questa tragedia e comunque sta reagendo in questo modo. E cosa vuole dire? Cosa si sente dire? Abbiamo pochissimi minuti che ci restano, però a un Voglio dire a tutti genitore. quei genitori e ai ragazzi che sono in dipendenza di non vergognarsi del loro stato, che comunque affrontando il problema col dialogo, con le terapie, si può riuscire a ottenere ottimi risultati. Purtroppo c'è lo stigma che molti genitori, quando hanno un figlio in dipendenza da sostanze stupefacenti, se ne vergognano perché la società tende ad additarli come dei delinquenti, come dei deviati, come dei furbi. E non è così, perché io ho conosciuto in questa esperienza tanti ragazzi che potrebbero essere delle risorse per questa città, perché sono ragazzi, così come lo era Giulio, straordinariamente intelligenti, ma molto fragili e con un senso di vuoto importante, che pensano di curare con le sostanze. Assolutamente. Pino Fusari, invece chiedo a lei, lei parlava più volte, ha detto più volte di riduzione del danno, ma le chiedo dalla sua esperienza anche quotidiana, no, dentro le comunità, come si spezza questa catena? Cioè i ragazzi, informazione, no, questa legge servirà a promuovere ancora più informazione, ma spesso i giovani lo sanno, ma nello stesso tempo non ce lo fanno lo stesso, potremmo dire, cioè nel senso che non basta solo forse l'informazione. Questa catena come si può spezzare? Purtroppo è una domanda difficile, mi rendo conto, anche il tempo a nostra disposizione è poco, però mi piaceva sapere dalla sua esperienza, ecco. Anche quello che stava dicendo Zavateri, cioè in questo momento 2 professori di scuola, ho avuto medici, infermieri, ausiliari OSA-OS, o dei bravi cuochi o dei camerieri, cioè io ho gente, padri di famiglia, io ho gente che lavora, gente che produce, gente che sta bene, che fa una vita tranquilla, che farebbe una vita tranquilla e che a un certo punto per una condizione propria e personale, a contesto, a volte invece proprio familiare, se non in incontro, con la sostanza. Quindi non stiamo parlando degli altri, stiamo parlando di noi, stiamo parlando di me, anche perché noi stiamo considerando, vedete, il tema delle dipendenze è un po' più ampio e più complesso. Noi stiamo considerando, non fermiamoci soltanto quando parliamo, quando cerchiamo delle cause, soltanto all'elemento droga esterno. Purtroppo c'è un problema di linea. Se noi andiamo a vedere anche altre dipendenze comportamentali, troviamo che le dipendenze sono molto più ampie, sono un incontro nella vita, nella biografia di ogni persona che ha tante altre motivazioni. Per cui quello che noi qui vediamo, il momento in cui noi vediamo è la valorizzazione, quello che riusciamo a fare, quello che ci preme fare, la valorizzazione della storia di ognuno e riuscire a trovare dov'è che quella persona si è fermata dal produrre per se stesso un futuro, un quotidiano, un progetto di vita che fosse supportabile. Guardate, a volte sono semplicemente conflitti familiari, a volte sono conflitti anche coniugali, a volte sono traumi che non sono stati scoperti nel momento giusto, che non sono stati trattati, che diventano via via sofferenza che incontra poi nella sostanza altre situazioni. Voi immaginate, per esempio, una delle situazioni che ci sta capitando ultimamente sono per esempio adulti che magari avevano una diagnosi di deficienza attentiva con iperattività che non sono stati mai curati. Queste persone che avevano questo tipo di problema più avanti, oltre a manifestare probabilmente anche disturbi di personalità o anche altri problemi, ma manifestano un'affezione per la sostanza che diventa curativa maggiore, quindi maggiore degli altri. Quindi il problema delle sostanze è molto più complesso e più ricco, va visto, va studiato di volta in volta. Ho capito, perfetto, grazie ai miei ospiti. Noi continueremo a parlare e a denunciare soprattutto questa situazione veramente pericolosa e importante e dolorosa per tantissime famiglie e tantissimi giovani che purtroppo si sta diffondendo sempre di più in Sicilia. Grazie appunto ai miei ospiti, come dicevo, grazie anche a chi ci ha ascoltato, alla prossima. Grazie a voi.